Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del nostro spazio di approfondimento. Totò Riina e i suoi affiliati sono stati e sono nei libri di storia della mafia per tutti i corleonesi, un'etichetta, quella di paese di mafia, paese che ha dato i natali al capo dei capi, che Corleone cerca adesso di staccarsi, di prendere le distanze da un passato sanguinoso e ingombrante. L'ultimo atto, la mozione approvata all'unanimità da parte del Consiglio Comunale che chiede l'allontanamento di Salvo Riina, terzogenito di Totò Riina, rientrato in paese il 4 aprile scorso dopo 8 anni e 10 mesi di detenzione per associazione mafiosa. Con noi c'è collegato da Corleone appunto il sindaco Nicolò Nicolosi. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Ci sente. Sindaco, intanto le dico subito che Salvo Riina o Salvuccio, come lo chiamano in paese, ha in qualche modo risposto alla vostra iniziativa pubblicando un post ieri proprio sulla sua pagina Facebook in cui fra l'altro si definisce scrittore e annunciando l'uscita del suo libro in lingua ungherese ha detto, la regia la può anche far vedere questa pagina, mentre a Corleone ha scritto si dibattono discorsi senza senso, io lontano da casa e da discorsi inesistenti continuo a inseguire nuovi successi. Allora sindaco, intanto Salvo Riina Junior ha voluto in qualche modo far sapere che lui non si trova in questo momento a Corleone e che cosa risponde a sua volta lei rispetto a queste dichiarazioni? Parla di discorsi senza senso. E intanto vi annuncio che è arrivato il nostro nuovo ospite che si aggiunge a noi, che è il dottore Paternosso, che eventualmente parteciperà anche a questi cose, si mette anche più vicino. Ecco, perfetto. Volevo dirvi questo, secondo me Riina risponde al nostro atto compiuto in Consiglio Comunale eludendo la questione di fatto confermando la sua omertosità, cioè non parla di quello che è l'argomento primario, cioè questa sua appartenenza ancora permanente alla consorteria mafiosa, che in qualche modo è testimoniata anche dal libro che lui ha messo propaganda, quindi lui ancora su questa vicenda di mafia lucra per fare quattrini, in qualche modo magnificando la storia della sua famiglia e poi affermando una cosa che per noi è certamente grave, che lui viene a Corleone perché ritenga che è l'unico posto in cui possa venire a vivere e noi riteniamo che questo sia sbagliato, perché una persona che si macchia, lui e la sua famiglia, dei delitti di cui sono macchiati, la mafia è stata devastante per tutti, ovunque, ma per il nostro territorio in maniera particolare, dovrebbe vergognarsi di tornare qui, ritenendo che avrà un giudizio chiaramente negativo da tutti quelli che lo incontrano. Probabilmente questo ancora non avviene perché c'è il timore della sua presenza ed è una delle ragioni che ci ha portato a fare un atto così importante di dire a tutti che lui non è gradito qui. Ecco, però, intanto sottolineiamo che questa mozione è stata approvata dal Consiglio Comunale all'unanimità e voi ne chiedete l'allontanamento perché avete spiegato lui, Riina, non ha preso le distanze dalla sua famiglia. Ecco, intanto le chiedo se il governo vi ha dato una qualche risposta. Noi il giorno dopo abbiamo mandato tutte le carte alla Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Interno, al Prefetto, al Questore. Aspettiamo anche delle notizie. Sappiamo che stanno seguendo con molta attenzione tutto quello che è venuto a Corleone. Credo che abbiano anche apprezzato il fatto che la cittadinanza, attraverso il Consiglio Comunale, che poi è la rappresentanza piena, vorrei dire la più completa di tutto il corpo elettorale, quindi dei cittadini di Corleone, si è espresso unanimemente in questa direzione. Poi chiaramente ci saranno dei soggetti che avranno una partecipazione in questa direzione più accentuata e più sensibile, sono quelli che magari vedono queste cose in maniera più fredda, però l'atto è stato compiuto e riteniamo che Corleone, al di là di qualche apparenza, sia tutta con noi. Ecco, allora appunto ha presentato lei stesso Dino Paternoster, giornalista, direttore di un giornale online ma anche della Camera del Lavoro, insomma una presenza impegnata sul territorio. Accanto alla politica, ecco, il paese, la città di Corleone, come reagisce, come è reagito alla presenza di un esponente della famiglia Riina? C'è questo stato di soggezione? Corleone è un paese in chiaroscuro come sempre, nel senso che ci sono
C'è chiaro questo sforzo di liberazione dalla oppressione mafiosa, ma c'è l'oscuro della mafia, ma anche della capacità di condizionamento che ha ancora la mafia, una capacità di condizionamento anche delle coscienze, per cui il processo di liberazione è un processo lento che sconta tante contraddizioni come quelle scontate anche in questi giorni. Cioè, io credo che aver espresso l'opinione che la presenza del Riina non è gradita a Corleone sia un fatto doveroso da parte delle istituzioni, però dobbiamo anche prendere atto del fatto che ci sono cittadini pure che commentano negativamente questa presa di possessione, e allora da questo punto di vista significa che c'è molto di lavoro da fare per fare in modo che cresca la consapevolezza che il futuro di Corleone dipende da un percorso chiaro e netto di legalità. Ecco, voglio tornare dal sindaco, perché lei ha fatto cenno a degli episodi che sono successi in città. So che lei non vive a Corleone, ma ci viene spesso, insomma, respira l'aria che si vive nel paese, e nonostante questo non può ritenersi così lontano da... C'è un coraggio, ecco, dietro quello che lei ha fatto. Lei non vive a Milano o in un altro paese, lo vive quotidianamente. Quali sono gli episodi che l'hanno allarmata da parte dei suoi concittadini in questa forma di reverenzialità verso il Riina? Ma lo diceva poco fa il dottore Paternostro, questa parte un poco più oscura, quello che appunto non è limpido ma è grigio almeno, cioè il fatto che se mi è stato riferito che se il soggetto va in un negozio oppure circola e incontra delle persone, presumibilmente ci si ferma a parlare, magari chiedendo come sta, come mai è tornato adesso, insomma una sorta di convivialità che a mio avviso con un soggetto che si è reso responsabile, che ancora appartiene pienamente alla mafia, io credo che non sia opportuno che avvenga. Allora, secondo me, più che da una adesione a prospettive di mafia da parte della cittadinanza, che io escludo completamente, c'è ancora un qualche timore, che è appunto questo lato grigio oscuro, cioè alcuni ancora avvertono che la mafia qui è stata dominante e per cui ne temono anche un possibile ritorno, e questo li porta ad essere cauti, quindi a esprimere magari un atteggiamento che magari non sentono all'interno ma che però viene manifestato, che è quello di un possibile sorriso che non è un convincimento interiore ma è una manifestazione esteriore. Ecco, rispetto a questo noi abbiamo ritenuto, e ringrazio anche tutti quelli che in questa direzione sono espressi, tra cui anche la CGIL, la Camera del Lavoro, abbiamo ritenuto di dare un messaggio alla città, intanto, di essere tranquilli perché c'è un'amministrazione, ci sono delle avanguardie corleonesi che sono impegnate a che la mafia non torni più, primo dato. Secondo messaggio, diciamo alla mafia: questo non è più il vostro comune, è un comune che è per le persone libere, è un comune per i giovani, è un comune per tutti quelli che studiando stanno imparando e si stanno formando in un'ottica che è contro la mafia e per la libertà. Sono parole impensabili fino a qualche decennio fa, quindi forse qualche passo in avanti nella lotta alla mafia, quantomeno come consapevolezza, si è fatta. E ora io le posso dire una cosa, i nostri ragazzi del liceo hanno partecipato proprio in questi giorni a dei concorsi internazionali sul tema della mafia, Pino Puglisi e altro, Don Pino Puglisi e altro. Hanno vinto premi importanti nazionali e internazionali. La sindaca della scuola dei ragazzi di Corleone ha partecipato insieme ad altri sindaci, baby sindaci, all'Assemblea regionale un mese fa sul tema della legalità. Parlando di Corleone ha detto che la mafia non la vogliamo più a Corleone e ha suscitato applausi a scena aperta. Ecco, questa è la Corleone che sta dando dimostrazione che con la mafia ormai non si vuole più avere a che fare.
Intanto prego la regia di far vedere il filmato con le immagini che abbiamo preparato che mostrano Corleone ieri e oggi. Vediamo anche Salvo Riina e anche quella famosa intervista che rilasciò nel 2017 a Vespa. E quindi voglio chiedere a Dino Paternostro, che è appunto un giornalista, ci furono tante polemiche, lei l'avrebbe intervistato Salvo Riina? Io l'avrei intervistato, ma intervistare significa chiedere delle cose per avere delle risposte che l'opinione pubblica vorrebbe avere di quella Riina. Quella con Vespa non mi è sembrata un'intervista, onestamente. Per esempio, una cosa che chiederei oggi io a Riina è questo: incoraggi la Corleone per bene, incoraggi la Corleone della legalità attraverso non le abbiure, non è questo il punto, ma attraverso una chiara e netta presa di posizione per dire: io con la mafia da oggi in poi non voglio avere più a che fare, io prometto di seguire un percorso di legalità. Non ci racconti su Facebook i successi che sta riscuotendo con il suo libro, perché non sono i presunti successi di Riina che a noi interessa. A noi interessa poter avere cittadini rispettosi della Costituzione, rispettosi della legge, rispettosi della comunità. Ecco, facciate una dichiarazione netta e chiara in questa direzione. Perfetto. Sindaco, le chiedo anche, lei ha parlato anche di un danno d'immagine che i Riina hanno creato alla città, anche se la mafia per altri versi è anche un brand che vende, ci sono i tour, ci sono i ristoranti soprattutto all'estero. Ecco, è davvero un danno questo a Corleone? Sicuramente un danno lo è. Io penso dal punto di vista di quello che è il dato economico, anche Francis Ford Coppola nel fare il film Il Padrino avrà guadagnato, lui e gli attori, tantissimo, anche coloro i quali l'hanno finanziato, però parlava di vicende pessime che sono quelle tipiche della mafia, quindi non per questo si può condividere il successo con l'argomento che si tratta. La seconda questione è: il danno è enorme, però noi diciamo insieme con i corleonesi più avvertiti che ormai Corleone è conosciuto nel mondo anche per questo, forse anche di più per queste ragioni che lo legano alla parola mafia o alla presenza della mafia. Tuttavia questa riconoscibilità adesso va proposta a tutti quelli che sono incuriositi di conoscere Corleone, proponendo le cose belle. Quindi adesso il tema cambia, non più mafia ma più cultura, libertà e legalità. Stiamo vedendo proprio, Sindaco, proprio in questo momento stiamo vedendo alcuni dei murales che voi avete voluto che fossero realizzati a Corleone, che ritraggono Francesca Morvillo, il giudice Falcone, e questi li avete inaugurati proprio poco tempo fa come gesto simbolico. A Dino Paternostro voglio dire anche che Corleone magari si ricorda meno spesso per un altro personaggio illustre a cui ha dato i natali, cioè Placido Rizzotto. Sì, proprio questo volevo aggiungere, che la capacità dei corleonesi onesti di reagire con la mafia è una capacità molto antica. Si può dire che l'antimafia di Corleone è un'antimafia antica quanto la mafia, perché è nata un attimo dopo la presenza della mafia come capacità di questa nostra comunità di ribellarsi ai soprusi, di ribellarsi alla violenza della mafia. Non a caso, dico, noi abbiamo... C'ha anche gli anticorpi, diciamo che c'ha anche gli anticorpi Corleone nel suo organismo. Placido Rizzotto è un punto di riferimento anche per le nostre giovani generazioni. Alla scuola elementare fa parte ormai del piano dell'offerta formativa. Ogni anno i bambini della scuola elementare studiano la figura di Placido Rizzotto e poi ogni anno scrivono delle poesie, fanno dei disegni e vengono proprio a recitare questa poesia in piazza davanti al municipio, davanti al busto di Placido Rizzotto. È uno spettacolo bellissimo perché ci fa capire appunto che crescono nuove generazioni che con la mafia non vogliono avere nulla a che fare, che dicono in maniera forte nella piazza di Corleone che Totò Riina è un criminale e Placido Rizzotto è un eroe.
Siamo in chiusura per questa so prima parte, perché poi andiamo a Castelvetrano, e quindi in chiusura, Sindaco, le chiedo quale gesto lei vorrebbe vedere da Salvo Riina per non chiedere più, non ritenere più necessario il suo allontanamento. Il pentimento e quindi il perdono, che lui dimostri, dicendolo ma di più comportandosi adeguatamente, che quel percorso di vita che ha compiuto insieme con i suoi familiari e altri associati per lui non è più il suo percorso, che ha cambiato strada, e quindi se lo fa, come diceva il dottore Paternostro prima, se lo fa con parole, gesti e comportamenti, lui potrà restare a Corleone partecipando al riscatto di questa nuova Corleone. Grazie a Niccolò Nicolosi, sindaco di Corleone, e a Dino Paternostro, giornalista, e continuate in questo percorso verso la libertà anche da questa etichetta di mafia. Noi ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità e poi andremo invece a Castelvetrano per parlare di un altro paese che fatica a scrollarsi anche lei questa etichetta. Tra poco. Eccoci alla seconda parte di questa trasmissione da Corleone. Adesso andiamo a Castelvetrano, un altro dei paesi che hanno dato i natali ad alcuni dei principali boss di mafia. Con noi c'è collegata Elena Ferraro, imprenditrice. Lei non ama questa definizione, ma la chiamiamo anche noi donna coraggio, perché riassumiamo brevemente la sua storia. È la titolare di un'attività sanitaria, ha ricevuto la richiesta da un uomo che si era presentato solo col cognome Messina Denaro, e in pratica era quella di trasformare questa attività in una sorta di lavanderia del denaro, di riciclare quindi il denaro della mafia. Lei ha detto no, queste persone sono state arrestate. Elena Ferraro era in piazza, anzi è stata l'ideatrice di questa iniziativa che il 25 aprile ha visto in piazza anche il ministro degli interni Piantedosi, perché Castelvetrano ha festeggiato una doppia liberazione, quella che festeggia tutto il paese dal nazifascismo, ma anche quella della mafia, da quest'incubo durato 30 anni e finito con l'arresto di Messina Denaro il 16 gennaio scorso. Ecco, stiamo parlando di paesi che si vogliono scrollare questo passato. Elena, che atmosfera si respira oggi in paese? Allora, intanto c'è un'atmosfera ovviamente di gioia. Io ti faccio sempre una metafora: è come se si fosse frantumata una campana di vetro all'interno della quale tutto il paese viveva. È chiaro che la sensazione generale è quella, però purtroppo ancora devo dire che ci sono numerose resistenze, infatti lo stiamo vedendo quasi quotidianamente. Purtroppo nel comune di Campobello di Mazara, a pochi passi insomma da Castelvetrano, un paese adiacente, stiamo assistendo a continui questo arresti terremoto politico. A parte questo, il terremoto politico, però io mi riferisco proprio alla comunità campobellense. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Elena Ferraro, che faceva riferimento alla comunità di Campobello di Mazara, la città che ha ospitato alcuni degli ultimi covi di Matteo Messina Denaro prima del suo arresto appunto il 16 gennaio scorso. Vediamo se riusciamo, intanto appunto sintetizzo e presento ancora questa imprenditrice coraggio, che è una donna che ha avuto il coraggio appunto di dire no alla mafia, ad una richiesta di prestare la propria attività per il riciclaggio dei proventi della mafia. Elena Ferraro ha detto di no, è scaturita una inchiesta con degli arresti e lei ha vissuto finora sotto scorta. Volevo appunto chiedergli se riusciamo a ripristinare questo collegamento, se ancora vive sotto scorta, e in particolare qual è, ci stava raccontando, il clima che si respira in paese dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro al termine di una trentennale latitanza. Vediamo, allora avevamo cercato di contattare il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano.
Vediamo se riusciamo ad averlo. Enzo Alfano, anche loro hanno dato vita ad una importante iniziativa in piazza il 25 aprile, lo ricordiamo, in cui è stato esposto in piazza i resti della quarta Savona 15, la croma blindata del caposcorta di Giovanni Falcone coinvolta nell'attentato di Capaci. Queste sono proprio le immagini che si riferiscono a questa giornata, la presenza nel cuore di Castelvetrano di un simbolo come l'auto della strage di Capaci, quindi una straordinaria occasione di acquisizione della piena consapevolezza e della ferocia di Cosa Nostra. Tra l'altro questi rottami così carichi di simboli sono poi, hanno fatto il giro delle scuole, perché è proprio dalle scuole che bisogna far partire questa consapevolezza. Ci sono evidentemente dei problemi tecnici, vedo che non riusciamo a ripristinare il collegamento con Elena Ferraro, con cui avevamo iniziato questa chiacchierata, quindi eccola, è ritornata, vediamo se possiamo continuare. Elena, ho ricapitolato ancora una volta la tua storia e l'iniziativa del 25 aprile. Stavi dicendo invece tu l'atmosfera che si respira. Sì, dicevo questo, che ovviamente c'è un'atmosfera di gioia quando c'è stato l'arresto, chiaramente il paese si è liberato da una grande cappa e devo dire che adesso le persone cominciano a, come dire, a avere più coraggio, ecco, a parlare, ad usare termini ancora più forti e più netti. Magari prima la popolazione non era totalmente libera nell'esprimersi, questo, diciamo, devo essere sincera, si registra quotidianamente, quindi c'è una maggiore consapevolezza del fatto che comunque lo Stato c'è, perché in realtà, al di là delle voci, insomma, che si sono susseguite o delle voci di dissenso, però lo Stato vince, ha vinto, lo hanno dimostrato. Ma le chiedo, lei è ancora sotto tutela da parte dello Stato? No, io no, non sono più sotto tutela, ho soltanto ha vissuto una tanti vigilanza, anni però. Sì, ho vissuto tanti anni sotto tutela e devo dire, insomma, è particolare, ecco. Però io ho sempre avuto fiducia nelle istituzioni, nello Stato, e ancora oggi, insomma, mi hanno dimostrato che davvero lo Stato vince sempre, arriva purtroppo dopo tanti anni, e su questo ci stiamo interrogando tutti, come mai sia durata 30 anni questa latitanza, e devo dire però una cosa importante: a me fa davvero impressione sapere che questa persona si trovasse veramente a 3 minuti dalla mia struttura. Questo è qualcosa che io non riesco, anche quando parlo con la gente, a capire come mai lui era lì e nessuno, compreso anche le forze dell'ordine, compreso, insomma, i carabinieri e la polizia, che comunque erano lì nel paese, nessuno si fosse accorto della sua presenza, anche perché lui si muoveva indisturbato. Su questi 30 anni di latitanza, secondo me ancora molto dovrà essere scritto e spiegato, però oggi il nostro tema è quello di come questi paesi vogliono vivere questa nuova rinascita. Lei, negli anni che sono trascorsi dalla sua denuncia, si sentiva isolata e adesso l'atmosfera è cambiata? Sì, adesso l'atmosfera è cambiata, ci sono stati dei momenti in cui io mi sono sentita isolata da una parte della popolazione, perché per fortuna la parte più giovane della popolazione, mi riferisco agli studenti, grazie ovviamente all'aiuto, alla testimonianza anche di alcuni presidi che comunque quotidianamente, lo voglio citare il preside Fiordaliso, quotidianamente e costantemente nelle scuole frequentate dai parenti e anche dalla figlia di Matteo Messina Denaro organizzava sempre degli eventi antimafia, quindi i ragazzi erano già, come dire, abituati, ecco, ad avere all'interno degli anticorpi per come dire, sapersi anche muovere in questo contesto particolare. Quindi ho sempre avuto fiducia nei giovani, che mi hanno dato sempre testimonianza di vicinanza, ma purtroppo c'era una grande fetta e c'è ancora una grande fetta di popolazione che non approva le mie scelte e che mi dice sempre: ma chi te lo fa fare, lascia stare, anche quando organizzo. Ecco, però lei non ha mai pensato di lasciare Castelvetrano, di trasferire la sua attività, di ripartire da un'altra parte? Allora, è stato molto difficile, questo non lo nascondo. Nel tempo ci sono stati vari tentativi di intimidazione, ho ricevuto varie minacce, di qualunque pressioni di qualunque genere. In realtà no. Anche, devo dire, nel mio intimo è normale, ci sono stati dei momenti di scoraggiamento, però poi quando sentivo la vicinanza delle forze dell'ordine, della magistratura, poi alla fine ritornavo in me, quindi insomma riuscivo ad andare avanti. Adesso sono contenta di aver tenuto duro.
Lei è stata fra gli ideatori di questa iniziativa del 25 aprile, che lo ricordiamo si è chiamata Memoria Nostra, e che ha voluto questa presenza simbolica, i rottami della Quarto Savona 15, la croma blindata della strage di Capaci. Ecco, una forte presenza simbolica proprio nel vostro paese. Sì, tutto nasce da una telefonata serale con Tina Montinaro, che conosco da un po' di tempo, alla quale chiesi: ma perché, cosa ne pensi di portare la macchina proprio qui a Castelvetrano? Perché Castelvetrano è la città che ha dato i Natale a Matteo Messina Denaro, e Matteo Messina Denaro, ricordiamoci, che è stato condannato per essere uno dei mandanti delle stragi. Quindi io lo immaginavo come una sorta di cerchio che si fosse chiuso, perché qui è stato arrestato, quindi da qui è partito quell'ordine di distruggere quella teca che abbiamo esposto, ma qui è ritornata quella teca. E quindi, diciamo, è stato per me, dal nostro punto di vista, davvero uno schiaffo simbolico. Ma la cosa più bella è stata, devo dire, la presenza di tutti gli studenti della provincia di Trapani, non soltanto di Castelvetrano, cioè parliamo di migliaia e migliaia di studenti di tutta la provincia che sono venuti a Castelvetrano a rendere omaggio alla teca. Vedevamo ragazzine addirittura con le lacrime agli occhi che erano impressionati da quella macchina distrutta, che comunque non abbiamo voluto soltanto dimostrare, ecco, un simbolo di distruzione, ma anche un momento di rinascita, perché i ragazzi hanno deposto ai piedi della teca dei lavoretti fatti proprio da loro, diciamo, nel corso di queste settimane di organizzazione, che poi verranno esposti il 23 maggio all'interno di una villa comunale intestata proprio a Falcone e Borsellino. Quindi come voler, come dire, ricordare, ecco, il lavoro di questi ragazzi attraverso proprio la memoria. Sono tutte iniziative cariche di simbolismo, come lo è anche l'intitolazione della scuola al piccolo Di Matteo, che sarà effettuata il prossimo 22 maggio e che continua a collegare questi punti così densi e così importanti della storia e della lotta alla mafia. Allora, grazie anche ad Elena Ferraro, non siamo riusciti a collegarci con il sindaco, lo rifaremo magari in una prossima puntata. Grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa. Buon pomeriggio.